causa di un rimbalzo di finanziamenti, la conclusione dei lavori del Mose non avverrà prima del 2017. La conferma arriva, pur continuando a sperare che ci possa essere un'accelerazione, dal direttore generale del Consorzio Venezia Nuova. Il rimbalzare dei finanziamenti, spiega, ci ha costretti a spostare in avanti delle gare relative a strumentazioni e impianti. Alcune di esse dovevano essere bandite a novembre e invece siamo riusciti a farlo solo nei giorni scorsi, quando il Ministero, tramite il magistrato alle acque, ha firmato la convenzione aggiornata che ha previsto le coperture. Il problema si è presentato proprio a causa del rinvio di 118 milioni votato dal CIPE lo scorso 9 settembre, su indicazione del ministro delle infrastrutture Lupi, che li aveva dirottati sul piano casa, fondo per i mutui e affitti di famiglie in difficoltà, soldi poi reintegrati con la legge di stabilità solo a fine anno. Tutto è direttamente proporzionale alla quantità di finanziamenti che ci sono e si deve finanziare anche quest'ultimo stralcio in maniera tale che poi si vada alla conclusione dell'opera, che è opera che finché non sarà conclusa non sarà operativa, perché poi Mose deve essere concluso fino all'ultima vite, all'ultima minuteria, perché altrimenti non funziona. Intanto in questi giorni sono anche iniziati i lavori propedeutici al posizionamento dei cassoni di Chioggia. Le operazioni inizieranno entro un mese, poi i cassoni usciranno uno ad uno ogni 15 giorni. Finiremo entro l'autunno, arriva la conferma dal Consorzio. Questa è la dimostrazione che stiamo lavorando a sprombattuto e a volte ci piacerebbe che questo emergesse più delle polemiche.